Ciao, sono Raffaella e queste sono le notizie dalla Regione Liguria. È iniziata ufficialmente la settimana del Festival di Sanremo, che quest'anno celebra la sua 76esima edizione. Ad accendere il cielo della città sono stati i fuochi piromusicali che hanno illuminato la notte sul mare con la nave Costa Toscana, vestita di tricolore e la scritta "Tutti cantano Sanremo". Al Teatro Ariston l'atmosfera è entrata nel vivo con il green carpet e la tradizionale sfilata degli artisti in gara, che è molto più di una passerella, è moda, costume e anche racconto visivo. Piazza Colombo ha registrato il tutto esaurito per l'opening del Suzuki Stage, simbolo del progetto tra palco e città e di un festival sempre più diffuso. Riaprirà il 28 febbraio il casello di Ceparana e diventerà definitivo con la possibilità di transito sulle rampe con tutti i sistemi di pagamento, superando l'obbligo del telepedaggio. A metà marzo sarà inoltre completato il primo lotto del ponte sul Magra, con il secondo lotto già finanziato con oltre 34,6 milioni di euro. È stato inaugurato un nuovo parcheggio di Brugnato in via Circonvallazione Nord, realizzato grazie a un investimento complessivo di 250.000 euro. Mette a disposizione 18 nuovi posti auto, di cui uno è destinato alla sosta per disabili. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.